Matteo Ferrario, comandante della Polizia Locale di Varese, primo giorno di chiusura di via Sant'Imerio per i lavori propedeutici per il futuro di Largo Flaiano. Quali sono i problemi che avete dovuto affrontare e che cosa si dovranno aspettare gli automobilisti e i varesini nelle prossime settimane? Ma la chiusura dell'ultimo tratto di via Sant'Imerio comporta naturalmente delle importanti deviazioni di traffico. L'asse viabilistico che sale da Piazza Repubblica è un asse importante per la città e per la circolazione nel centro cittadino. Quindi abbiamo dovuto studiare una viabilità alternativa per fare in modo che la circolazione possa comunque essere garantita nel limite della tollerabilità per la città. Chi deve dirigersi verso l'autostrada può ancora scendere verso via Limido e percorrere viale Europa. Chi invece deve dirigersi verso viale Borri ha due possibilità: o uscire da via Spinelli e quindi indirizzarsi verso via Magenta, oppure percorrere via San Pedrino e indirizzarsi sempre verso via Magenta e viale Borri.